Sono le note dell'inno dei volontari del soccorso di Sant'Anna a fare da contorno ad una giornata di festa, iniziata con la Santa Messa nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo, proseguita con l'inaugurazione di 3 nuovi automezzi, la benedizione della bandiera del cinquantenario, la sfilata a piedi in centro e la premiazione all'Auditorium delle Clarisse. I momenti celebrativi per questo mezzo secolo di vita dell'associazione sono un'occasione per ciascuno di ripercorrere il proprio cammino all'interno dell'ente. Quando mi sono sposato sono venuto a abitare a Rapallo e ho iniziato subito, a 24 anni ho iniziato a fare questa, è una bella avventura. Una cosa che rifarei volentieri se avessi 25 anni, ma non ce li ho. L'associazione conta oggi 3.500 soci, di cui 80 volontari effettivi impegnati nell'attività di soccorso e di protezione civile. La medaglia d'oro è stata consegnata a quelli che hanno dato ampia disponibilità di tempo al sodalizio, ma al di là del riconoscimento, quello che conta è la motivazione che spinge a prodigarsi per il prossimo. Siamo sempre stati lì da ragazzini, sentiamo che possa essere utile per tutti, per tutta la popolazione, per noi e per chi ne ha bisogno. E boh. E viene da pensare che quando i primi passi che abbiamo fatto quasi si andava a partire con l'ambulanza col biglietto perché non c'erano manco telefonini, mentre invece adesso la tecnologia, la formazione e tutto ci ha portato a questa realtà qua. I 50 anni dell'associazione per ciascun socio hanno rappresentato anche una fetta importante della propria crescita umana e personale. Era un atto dovuto nei confronti di chi ci ha preceduto, nei confronti della città e anche di quelli che stanno guidando, direi, in maniera positiva la società. Abbiamo una storia, abbiamo 50 anni vissuti per fortuna dall'inizio alla fine, e quindi è un po' come ripercorrere la nostra vita e girarsi indietro e vedere 50 anni come in un film.